È un nuovo passo, un piccolo passo ma abbastanza significativo. Nella conferenza delle regioni è stata accettata una proposta fatta dal sottoscritto che prevede che si possano effettuare degli sblocchi del turnover del personale, quindi consentire nuove assunzioni alle regioni che restano in equilibrio di bilancio. Questa secondo me è una buona notizia per noi, fa parte di una trattativa che dovrà essere effettuata col governo, ma ora qui non è più una proposta esclusivamente del Veneto, ma è una proposta della conferenza delle regioni e questo le darà molta più forza. Abbiamo dei deficit in termini di medici e soprattutto di infermieri che rischiano di portare a dei disservizi e anche addirittura potrebbero al limite portare a dei casi di malasanità. Io non posso pensare che un medico, un infermiere che lavorano per 12-15 ore alla fine del turno siano perfettamente tranquilli e quindi credo che sia anche una grande battaglia di civiltà quella di permettere ai nostri medici e ai nostri infermieri di essere in numero sufficiente da coprire tutti i servizi anche a beneficio dei nostri cittadini.